La villa di Campomarzo a Vicenza, i conti correnti ed un vasto patrimonio di Vincenzo Consoli e della moglie restano sotto sequestro. Lo ha deciso il Tribunale del riesame respingendo l'istanza di annullamento presentata dai legali dell'ex AD di Veneto Banca. Primo atto di uno scontro giudiziario che si preannuncia lungo e durissimo. Il Tribunale di Treviso sta intanto organizzando l'udienza preliminare raccogliendo l'enorme mole di documentazione. Sabato scorso una delegazione di magistrati trevigiani si è recata a Vicenza per assistere all'udienza nella quale la Procura Berica ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente della Popolare di Vicenza Gianni Zonin ed altri 6 vertici dell'istituto. Un lavoro enorme quello che il Tribunale di Treviso sta affrontando dopo che il maxi processo alla Banca Popolare è stato trasferito da Roma al capoluogo della Marca, anche solo dal punto di vista logistico, con la verifica dell'adeguatezza degli spazi del Palazzo di Giustizia di Via Verdi. Se infatti non venissero giudicati adeguati, le udienze potrebbero traslocare in aula bunker a Mestre.